cordiale buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento quotidiano con l'informazione del Veneto, dal Veneto, l'informazione di Focus TG. Vi terremo compagnia fino alle 13:30 in quello che è un giorno importante, perché oggi scattano le nuove regole per l'uso del Green Pass. Ci sono tante novità che riguardano un allentamento, diciamo, delle misure di sicurezza, novità che riguardano le mascherine, quindi l'uso delle mascherine. Insomma, oltre a questo, tantissima cronaca, tanti collegamenti con il territorio. Come sempre, visto che siamo in orario di pranzo, io definisco il tutto un menù molto ricco da gustare insieme. E allora, adesso, scherzi a parte, torniamo a parlare di quello che vi dicevo in apertura. Giorno campale, oggi 1° febbraio, scattano le nuove regole sul Green Pass. Noi siamo collegati da Bassano del Grappa con la nostra collega Sharon Di Carlo, che ci introduce un po' appunto queste novità, ci dice anche com'è andata la sua mattinata di inchieste a Bassano. Buongiorno Sharon. Buongiorno Alex, buongiorno a tutti i telespettatori. Appunto, questo è stato uno dei temi più caldi di questo inizio 2022, se ne è parlato, discusso tanto. Da oggi, 1° febbraio, sarà obbligatorio esibire il Green Pass base per accedere nella maggior parte degli esercizi commerciali, negli uffici pubblici, nei servizi postali, bancari, finanziari. Non sarà invece obbligatorio esibire il Green Pass nei servizi di prima necessità, come per esempio il supermercato, alimentari, nelle farmacie e nelle ottiche. Siamo stati un po' in giro a Bassano e abbiamo visto che in realtà tutto sta funzionando alla norma, quindi ci sono controlli commercianti che appunto chiedono il Green Pass. Al momento è tutto sotto norma. C'è un'informazione, Alex, che ti voglio dare per quanto riguarda invece i tabaccai, perché sarà obbligatorio essere muniti di Green Pass per accedere all'interno dei tabaccai, ma non sarà obbligato il tabaccaio a chiedere il Green Pass, quindi a effettuare il controllo, ma dovrà farlo a campione. È una specifica importante, fai bene a chiarire questo aspetto, perché insomma è una notizia utile per i nostri telespettatori. Ridillo in modo tale che insomma riusciamo a dare un messaggio molto chiaro a chi ci ascolta. Allora, c'è stata una polemica, no? Se ci ricordiamo bene, dei tabaccai per quanto riguarda per quanto riguarda il controllo del Green Pass, ma c'è stato un confronto tra la Federazione Italiana Tabaccai e il governo, e pochi giorni fa quindi c'è stata una delibera per quanto riguarda appunto il controllo, e non sono obbligati i tabaccai a controllare il Green Pass, ma dovranno controllare a campione. Quindi per accedere all'interno dei tabaccai sarà obbligatorio essere muniti di Green Pass, ma non sarà obbligatorio per il tabaccaio controllare il Green Pass di chi entrerà, e la sanzione sarà a carico solamente del cliente, quindi non del tabaccaio. Quindi se le forze dell'ordine dovranno fare dei controlli e una persona all'interno del locale sarà priva di Green Pass, la sanzione sarà a carico del cliente e non del tabaccaio. Questa è la novità. Sharon, sei stata molto precisa e puntuale. Noi ti lasciamo adesso al tuo lavoro, perché continuerai insomma ad andare a chiedere nei vari esercizi commerciali di Bassano come stanno andando le cose in questo primo giorno di Green Pass obbligatorio. Grazie per il tuo collegamento. Noi adesso rientriamo in studio e cerchiamo di approfittare di qualche minuto per fare chiarezza proprio sulle nuove regole, sulle specifiche, sui dettagli di queste nuove direttive. Dicevamo che sono passati 2 anni, grosso modo, dal primo DPCM, e dopo 2 anni si intravede un po' di
positività, nel senso buono, si intravede un po' di serenità nella gestione proprio delle restrizioni. Ci sono degli allentamenti, ad esempio dall'11 di febbraio, questa è una data che va insomma ricordata, dall'11 di febbraio non ci sarà più l'obbligo di portare la mascherina all'aperto. Dall'11 di febbraio riapriranno anche le discoteche. Comunque diciamo che l'informazione della caduta dell'obbligo di mascherina all'aperto è indubbiamente importante, è arrivata ieri e quindi è una notizia sulla quale approfondiremo poi tutti i vari aspetti. Io ne approfitto per chiarire determinate casistiche, perché la mascherina non sarà più obbligatoria indossarla all'aperto, ma al chiuso sì. Ad esempio bar e ristoranti la mascherina resta obbligatoria quando ci si alza dal tavolo e finché insomma non si consuma la bevanda o il cibo. Nei cinema la mascherina dovrà essere indossata sempre, quindi dal momento dell'entrata fino all'uscita, quindi anche durante la proiezione del film, mascherina obbligatoria. Nelle palestre, nei centri sportivi, la mascherina resta obbligatoria nelle aree comuni, quindi non mentre si fa attività fisica, ma ad esempio negli spogliatoi o nelle aree appunto dove c'è contatto con altre persone la mascherina resta obbligatoria. E per quello che riguarda invece i mezzi di trasporto pubblici, non solo è obbligatoria la mascherina, ma resta l'obbligo di adoperare, indossare la mascherina FFP2. Dicevamo delle novità in merito a le nuove restrizioni, le nuove regole su Green Pass e sulle norme di comportamento. Intanto adesso diamo un'occhiata nel prossimo servizio cercando di capire, di fare chiarezza su come ci si dovrà comportare per accedere agli uffici postali. Anche per accedere agli uffici postali in Veneto, come in tutto il territorio nazionale, occorrerà esibire il Green Pass, almeno quello base. E Poste Italiane ha attivato diverse modalità di controllo. Negli uffici postali dotati dell'apparecchio che funge da gestore delle attese, i cittadini potranno mostrare il QR code all'ingresso. Una volta validato, il display consentirà di scegliere l'operazione da effettuare e prendere il ticket necessario per presentarsi allo sportello. Negli uffici che questo apparecchio non ce l'hanno, sarà invece direttamente l'operatore allo sportello a verificare il Green Pass attraverso il lettore scanner che ne confermerà la validità in tempo reale prima di procedere con i servizi richiesti. Nei prossimi giorni chi prenoterà l'appuntamento utilizzando le app di Poste Italiane potrà dimostrare la validità del Green Pass direttamente sulla app. La stessa possibilità non avranno invece coloro che prenoteranno sul sito poste.it, che saranno controllati direttamente all'ufficio postale. Dando questo ventaglio di possibilità, Poste conta di evitare che le verifiche, obbligatorie per legge, creino code e lunghe attese. Continuiamo a dare queste informazioni di servizio, continuiamo a parlare appunto delle novità che riguardano non solo il Green Pass, ma in generale le norme, le direttive per orientarci nei comportamenti corretti al fine di prevenire e di contrastare l'evoluzione della pandemia. La validità del Green Pass passa dagli attuali 9 mesi a 6 mesi. Si tratta di una norma, lo leggiamo insieme a voi, è uno specchietto che ci ha fornito l'ANSA. Si tratta di una norma che avrà effetto retroattivo, quindi su questo punto il governo sta valutando invece di rendere il certificato verde senza limiti per chi ha ricevuto la dose booster, quindi la terza dose. Quindi ricapitoliamo. Il Green Pass avrà validità di 6 mesi e non più di 9 mesi, un effetto retroattivo, quindi questo vale non solo da adesso, ma vale da adesso fino anche a contemplare coloro che appunto posseggono già il Green Pass. Estensione illimitata della validità del Green Pass probabile per chi
farà la dose booster o ha effettuato la dose booster. Andiamo avanti, leggiamo insieme cosa ci scrive l'ANSA. Da oggi il Green Pass sarà richiesto per accedere a una serie di uffici pubblici e di esercizi commerciali, come abbiamo visto, poste, banche, librerie e centri commerciali. Come ci ha raccontato la nostra collega Sharon Di Carlo, i titolari e i gestori degli esercizi non sono, lo ripetiamo, non sono però obbligati a verificare il possesso del Green Pass, ma verranno effettuati dei controlli a campione. Le attività che potranno essere svolte senza il Green Pass, ce lo accennava proprio la nostra collega, sono ipermercati, supermercati, discount, ma anche farmacie, parafarmacie, negozi che vendono prodotti per l'ottica, le sanitarie, i veterinari e, attenzione, non sarà richiesto il Green Pass per accedere negli uffici aperti al pubblico delle forze di polizia, della polizia locale e della polizia giudiziaria, quindi in tribunale non serve il Green Pass, tanto per essere chiari. Attenzione perché altra regola che entra in vigore oggi è quella delle multe per gli over 50 che non si sono sottoposti al vaccino obbligatorio. Nei loro confronti scatterà una multa, una tantum, una sanzione di 100 euro. Per chi ha compiuto più di 50 anni, la prossima data da segnare sul calendario è quella del 15 di febbraio, perché in quel giorno entrerà in vigore l'obbligo di Super Green Pass per tutti i lavoratori. Chi verrà sorpreso senza il certificato rischia una multa che va dai 600 ai 1500 euro. Chi invece non presenterà la documentazione sarà considerato assente ingiustificato con la sospensione dello stipendio. Insomma, tante cose, tante regole, tanti dettagli, tanti cavilli, però insomma, abbiamo provato insieme a fare chiarezza. Continueremo a parlare di questo nel corso non solo di Focus TG, ma di tutti gli spazi dedicati all'informazione. Intanto però ci prendiamo 2 minuti di pausa e torniamo subito da voi. Focus TG, sono le 12:13, siamo in diretta e nella prima fascia del nostro spazio dedicato all'informazione abbiamo fatto un tuffo nelle nuove regole che entrano in vigore da oggi, sia per il Green Pass, sia insomma per tutto quello che riguarda le altre direttive comportamentali al fine di prevenire e contrastare l'evoluzione dei contagi. Insomma, tanto di cui parlare, torneremo a parlarne sicuramente più avanti con altri collegamenti. Intanto però chiudiamo questa prima parte di informazione andando a Padova. Parliamo sempre di insomma, novità legate alle nuove normative. Padova rende un po' più facile, diciamo, la verifica del Green Pass in determinati uffici pubblici. Perché? Perché sta pensando all'installazione di totem all'ingresso appunto di determinate attività. Vediamo insieme. Obbligo di Green Pass da domani, sa dove? Su quasi tutti i negozi, tranne gli alimentari, farmacie e basta, mi sembra. E gli uffici pubblici e le banche? Sì, ci vuole perché mi è arrivata la comunicazione. Sì, a me lo chiedi. Non lo so, guarda, te lo giuro. Io so che ti dico che le farmacie e i supermercati sono esenti. E il resto penso sia tutto... Lo scoprirà vivendo. Esatto. Lo scopriremo solo vivendo, recitava una celebre canzone. Nel frattempo i cittadini cercano di memorizzare le nuove norme che regolano la vita in tempo di pandemia per frenare la contagiosissima variante Omicron. Dopo parrucchieri ed estetisti, dal 1 febbraio scatta l'ora del Green Pass base, obbligatorio negli uffici pubblici, alle poste, in banca, nei negozi, alimentari e farmacie esclusi dal tabaccaio. Non servirà esibirlo se si acquista il giornale in un chiosco, ma in un'edicola al chiuso sì. La gente non è molto contenta, soprattutto gli esercenti non sono molto contenti, perché è complicata la gestione. Ipotizzo che sia facile da capire, insomma. Speriamo che i contagi calino e un po' alla volta si siano delle misure meno restrittive. E cosa ne pensa dei suoi colleghi all'interno delle edicole o di un tabaccaio? Non è il problema per loro, ma infatti stanno lamentando tutti quelli che hanno i negozi.
D'altronde è un bel problema, io capisco, sono solidale con loro. Il comune di Padova intanto si sta organizzando con dei totem che dovrebbero entrare in funzione da venerdì. Il totem rilascerà uno scontrino di cui il cittadino provvisto, con il quale lo cittadino si avvicinerà poi agli sportelli dimostrando di aver passato questa verifica. Mentre per gli uffici dove il numero di utenti che accedono è minore, si prevede un controllo direttamente dalle persone presenti all'interno dell'ufficio. L'assessore Benciolini è anche al lavoro sul fronte obbligo vaccinale per gli over 50. Si parte dal 15 febbraio. Sui circa 1.800 dipendenti di Palazzo Moroni, più di 800 sono cinquantenni. Martedì l'incontro con i sindacati. Come comune ci stiamo organizzando, è una cosa che non è nuova perché in realtà la stiamo già facendo per alcuni comparti del nostro comune, in particolare il settore scuola e il settore polizia locale, quindi è un sistema che è già consolidato per altre fasce di dipendenti che ora si andrà a estendere ai più di 800-850 circa dipendenti che sono al di sopra di 50 anni all'interno del nostro comune. Gli esercenti che abbiamo visto in questo servizio sperano chiaramente in ulteriori allentamenti delle misure di sicurezza, delle misure restrittive e sperano soprattutto in un calo dei contagi. E allora, a proposito di questo, andiamo a vedere insieme il report giornaliero che ci ha mandato Azienda Zero, è il report che riguarda le ultime 24 ore di Covid in Veneto. Ebbene, guardiamo insieme la tabella. Rispetto a ieri si segnalano più 16.045 nuovi positivi in Veneto. Va ricordato che insomma i dati di ieri erano viziati, diciamo così, dal weekend, dalla domenica, in cui insomma si fa sempre un po' fatica a raccimolare dati e numeri precisi. Quindi i dati poi che vedete adesso riportati nel report in onda sono i dati che contemplano in parte anche i numeri della domenica, quindi diciamo che sono numeri attendibili, ma generalmente è dal mercoledì che il bollettino assume poi una valenza diciamo più scientifica, più attendibile, diventa una fotografia vera e concreta della situazione contagi in Veneto. Ad ogni modo, rispetto alle ultime 24 ore, 16.000 positivi in più, attualmente in Veneto i positivi sono 216.210. Andiamo a vedere altri due dati che ci interessano particolarmente, sono quelli delle ospedalizzazioni in area non critica e delle terapie intensive. Ebbene, anche qui una medaglia da due facce, una che chiaramente è molto più positiva, il -7 per quello che riguarda le terapie intensive, quindi si alleggerisce la pressione negli ospedali, 7 terapie intensive in meno, dall'altra parte 19 persone ricoverate in area non critica. E poi, come sempre, la parte più difficile quando andiamo a leggere questi dati riguarda il numero di decessi che nelle ultime 24 ore fa segnare 39 vittime in Veneto. Allora, rientriamo in studio perché abbiamo parlato delle novità, ma continueremo a farlo, legate al Green Pass, legate alle nuove regole, però altro tema di strettissima attualità è quello che riguarda la rielezione del Capo dello Stato, perché la rielezione di Sergio Mattarella continua a far discutere la politica. Vediamo come. Vediamo un attimino l'evolversi della situazione, siamo ai primi giorni, quindi adesso ci saranno sicuramente da fare delle riflessioni di carattere politico a livello diciamo nazionale e poi da lì in giù avremo le idee più chiare su quella che sarà la strada. Sicuramente qualche riflessione va fatta. Ricostruzione, giorno 1, il centrodestra terremotato alla ricerca di un appiglio. Troppo presto le ferite sanguinano ancora, tanto più se all'interno della coalizione la Lega vive pure lo psicodramma di una crisi conclamata di leadership, con chat bollenti tra la base e il partito. Il commissario provinciale Boffa ha l'arduo compito di tenere a freno la delusione di tanti leghisti nei confronti di Salvini e cerca di ricostruire gli eventi che hanno portato al Mattarella bis. È chiaro che lo scenario politico che avevamo davanti era uno scenario politico in cui non c'era di fatto una maggioranza
maggioranza. Salvini ha fatto diverse proposte, ha messo sul tavolo diverse proposte, però dall'altra parte ci sono sempre stati dei no su qualsiasi proposta venisse fatta. Fratelli d'Italia ha già fatto capire che sul territorio si potrà ragionare insieme, le questioni romane non devono mettere in pericolo le alleanze qui, ma il giudizio sul Quirinale è chiaro. Si è vista la plastica rappresentazione della conservazione della specie. Il primo errore è stato quello far credere agli italiani di avere i numeri per poter eleggere un Presidente della Repubblica, quando non era così. Noi potevamo incidere, ma non potevamo decidere. E invece abbiamo raccontato, magari non noi, altri hanno raccontato una storia totalmente diversa. Quando siamo andati al veto, e prima o dopo si sarebbe dovuti andare al veto, no? Cioè un candidato di centrodestra in una chiama lo avremmo dovuto supportare, abbiamo visto che c'era qualcuno che giocava già nell'altro campo. Nel mirino dunque non solo gli errori di Salvini, ma anche Forza Italia per l'affossamento di Elisabetta Casellati. Il segretario provinciale degli Azzurri Chies allarga il campo. Centrodestra ha spaccato? Tutti i partiti, dice, hanno fatto pessima figura. Io ho un giudizio positivo su Mattarella, sul Presidente, su quello che ha fatto in questi anni, però penso che fosse il momento anche di cambiare. Lo scenario che ci siamo trovati di fronte allo spettacolo a cui abbiamo assistito per una settimana è qualcosa che non rispecchia la grande storia del nostro paese. Dall'altra parte il PD osserva con compiacimento le macerie del centrodestra, applaudendo il ritorno di Sergio Mattarella. Un gran presidente, forse ad oggi il migliore possibile, una persona che ha dimostrato in questi 7 anni di aver esercitato al meglio le sue prerogative come custode dell'ordine costituzionale. Il Partito Democratico si è dimostrato unito e saldo. Io credo che adesso gli italiani abbiano capito insomma che è importante in un contesto con la pandemia, il caro vita, con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da implementare, quanto sia importante il valore della responsabilità. Sentimenti divisi infine in Casa 5 Stelle. Succede se in un partito la frattura evidente tra Conte e Di Maio, preludio forse di una probabile scissione, racconta di un partito che aveva desideri certamente diversi. Al di là del chiarimento all'interno del Movimento 5 Stelle, io credo che in generale tutta la politica abbia fatto una brutta figura in questa occasione, in questi ultimi giorni, perché gli italiani si aspettavano una figura che mettesse d'accordo larga parte di maggioranza, di altissimo profilo, e non sto ovviamente denigrando la figura del Presidente Mattarella, però avrei preferito una novità, non una soluzione che dovesse mettere in sicurezza un Parlamento che è a scadenza e fra un anno vedrà un gran numero di parlamentari in meno. E adesso ascoltiamo la voce di chi era a Roma, di chi ha votato, l'onorevole Germano Rachella, che da Veneto ci racconta che questa rielezione di Sergio Mattarella, ma soprattutto la gestione di quella che è stata la settimana di votazioni, accordi e discussioni da Veneto appunto è stata una mazzata. Vediamo insieme. Tante trattative, qualche baruffa, un numero imprecisato di manovre più o meno sotterranee per un risultato che ridisegnerà probabilmente la politica nazionale nell'immediato futuro. Alle votazioni che hanno portato alla rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica hanno partecipato molti parlamentari veneti e non tutti sono tornati a casa contenti per come si è svolta la partita. Una mazzata da Veneto, anche perché quando era stata proposta la Casellati, persona di tutto rispetto, la seconda figura più importante dello Stato italiano, è stata non votata dai suoi, e cioè da Forza Italia. Dunque Forza Italia ha questa grossa responsabilità. La Casellati era un bene per tutta la nazione, ma soprattutto era un bene per noi veneti. Ecco un retroscena sulle trattative che hanno portato al Mattarella bis. Vi assicuro che Matteo Salvini ha presentato ben 15 nomi e sono stati bocciati tutti e 15. In più addirittura aveva accettato un nome proposto dalla sinistra, ma quando lui ha detto questo può andare bene, la stessa sinistra ha detto se va bene a Matteo Salvini non va bene più a noi. Questa partita è finita. Per vedere le ricadute delle scelte della settimana scorsa, anche per quanto riguarda situazioni di assoluto interesse per il Veneto, come l'autonomia, bisognerà aspettare. È andata bene o male, vedremo in futuro come sarà. Ora come ora possiamo dire nel segno del poi che è facile fare 13 a lunedì, ma la schedina si vince la domenica.
Continueremo a parlare di questo perché dobbiamo ascoltare la voce dei cittadini sulla rielezione del presidente Sergio Mattarella. Poi abbiamo ancora tanti collegamenti da Padova, da Vicenza, tanta cronaca, tanta attualità fra 2 minuti. Focus TG, rieccoci in diretta, sono le 12:28 e allora adesso che si è metabolizzata un po' la scelta e la decisione di rieleggere Sergio Mattarella capo dello Stato, vediamo, o meglio ascoltiamo cosa ne pensano i cittadini. Partiamo da Venezia. Sei soddisfatta intanto del Mattarella bis? Io sì, sinceramente. Poi i governi sappiamo che purtroppo le dinamiche sono complesse, però io sì, personalmente. Per me è stata una delusione, nel senso niente da dire sulla persona Mattarella, che stimo e rispetto, però il Parlamento ha offerto una pessima immagine. Se dopo 7 anni non essere riusciti a tirar fuori un nome nuovo non è un bel segnale, insomma. Per quello che so preferisco Mattarella, però non è che ci capisca più di tanto, non ho più seguito, sono sincero. Tu hai seguito comunque questa settimana molto concitata? Abbastanza, sì. Ecco, che idea ti sei fatta di questa crisi anche della politica italiana? È una crisi pesante secondo me, e non riusciamo ad andare a votare. E mi sembra che un governo che faccia un po' fatica a stare dietro a dare una risposta insomma ragionevole a tutte le sfide che ci stanno venendo incontro, anche e soprattutto di tipo economico. Che secondo me era tutto quanto programmato. Secondo me sì, doveva già essere lui all'inizio. Hanno fatto un po' i giochetti di scegliere altre persone, ma alla fine si sapeva che tornava lui. Quindi dice che anche Mattarella ha fatto un po' anche secondo me sì, è stato un po' così. Cioè, ci piaceva pensare che voleva andare via, era stufo, invece sotto sotto, perché tanti altri nomi, diciamo, abbastanza impegnativi non ce n'erano, quindi era l'unico rimasto. E tra i nomi che sono spuntati nel frattempo, anche con molte donne, alla candidatura al Quirinale, quale quello che a lei sarebbe piaciuto vedere proprio lì? Nessuno ha fatto il nome che sarebbe piaciuto a me. E lo dica adesso, qual è? Elsa Fornero, un nome controcorrente anche? Sì, controcorrente sì. Ma la rispetto molto perché ha fatto delle scelte impopolari e tutti hanno addossato a lei la responsabilità di quelle scelte, ma erano indispensabili per salvare un po' il sistema pensionistico del paese. Sinceramente l'idea di avere una donna era interessante per quanto mi riguarda, perché vorresti sempre che qualcuno identificarti in qualcuno. Però mi sembravano più preoccupati del fatto che si potesse andare alle elezioni anticipate e quindi perdere eventualmente il seggio, visto che hanno votato la riforma del Parlamento col taglio dei parlamentari, piuttosto che di assicurare una guida al Paese. Mi auguro che mettano gli italiani in condizioni più agevolate, con le scuole, con i bambini, con tutto, insomma, quindi grazie. E adesso vediamo se anche a Vicenza i cittadini sono in linea con le idee che abbiamo appena ascoltato, abbiamo appena visto nel servizio da Venezia. Vediamo. Vicentini delusi dalla politica. Per loro la rielezione di Sergio Mattarella era già stata messa in preventivo da partiti e grandi elettori e andava realizzata prima, senza trascorrere una settimana tra nomi bruciati, schede bianche e accordi segreti. Cosa pensa dell'elezione di Mattarella? È una minestra riscaldata. Bravo. Perché? Perché lui per primo ha sperticato a destra e a manca, che non sarebbe mai accettato anche a livello internazionale, dicendo che c'è la centralità del Parlamento. C'era anche prima la centralità del Parlamento, per cui... Come andrà a finire? Andrà a finire che resta presidente finché Draghi non è pronto. Tutto quanto come prima, tutto bene, non si deve scomodare perché, capito, così è. Dice sorridendo perché insomma... Io lo dico sorridendo perché in ogni caso abbiamo una classe politica ininfluente e questo qua va bene perché tanto se servisse qualcosa non ci farebbero neanche votare, capito? Se serve. E invece così è andata. Non penso nulla. In che senso? Nel senso che era scontata.
Era una cosa scontata. Quindi si poteva fare anche prima? Si poteva fare molto prima, sì. Delusione, allontanamento dalla politica, diffidenza generale nei confronti di chi ha votato per il Capo dello Stato. Con qualche eccezione, i vicentini danno l'idea di non fidarsi più, mettendo tutti i politici sullo stesso piano. Una vergogna, secondo me. Hanno fatto una figura da chiodi tutti i partiti. Cioè, era già scritto, secondo me, durerà un anno. Finché non si arriva alla fine della legislatura, potevano dirlo subito. La sceneggiata degli scatoloni e di tutto ha segnato la fine della politica. Lo trovo giusto, trovo un uomo, insomma, però poteva averlo fatto anche un po' prima. Ne ho perso un po' di tempo, ma insomma dai, va bene così. I partiti hanno fatto brutta figura, secondo lei? Ma per me ci voleva un po' di tempo per decidere. Ma mi penso che se volevano arrivare a questo, potevano averlo fatto prima. Ma insomma sappiamo come sono i nostri politici. Non poteva andare che così, mi pare. Era già scritto, dice? Era già scritto, sì. Potevano decidere prima questo? Potevano decidere prima. Resta la confusione sul fronte scuole, quindi cambiamo ancora argomento. Scuole e DAD, in attesa del nuovo decreto che verrà varato dal Consiglio dei Ministri, le regole in vigore creano non pochi disagi. Vediamo. Il problema è che appunto i giornali davano come titolo una riduzione della quarantena, sembrava per tutti, in verità sembra che riguardi solo la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, secondo quanto è scritto. Le nuove norme per la scuola stanno creando ancora più confusione. Il decreto legge pubblicato venerdì scorso in Gazzetta Ufficiale, infatti, presenta delle novità. Resta però la sorveglianza alla scuola primaria con un positivo in classe, ma se i positivi sono 2, tutti vanno in DAD per 10 giorni. Attualmente sul decreto legge è specificato proprio che per la primaria rimane questo tipo di quarantena. Speriamo che magari adeguino le norme anche per i vaccinati della scuola primaria. Ecco, siamo in attesa di adeguamenti. Cambiano le regole per le scuole medie, dove invece, con 2 casi positivi in classe, i ragazzi in possesso di Green Pass rafforzato potranno tornare sui banchi senza il tampone. Per le scuole medie inferiori e superiori la quarantena dovrebbe ridursi sempre per i vaccinati e quindi dai 10 dovrebbe passare ai 5 giorni se hanno concluso il ciclo vaccinale. E rimane comunque la sorveglianza attiva con la mascherina FFP2. Tutto questo però è in attesa dei decreti attuativi e potrebbe subire modifiche anche sostanziali. Resta comunque un quadro di confusione per gli istituti coinvolti che vedono le regole cambiare repentinamente. Siamo adesso in grado di collegarci con Vicenza, con il nostro collega Federico Fusetti. Federico, ben trovato. Abbiamo ascoltato e visto poco fa il tuo servizio, il tuo Vox, la tua inchiesta insomma in giro per Vicenza su come la pensano i cittadini in merito alla rielezione del presidente Mattarella. A tal proposito, oggi è cambiato qualcosa? Gli umori, o meglio i dissapori di alcuni insomma si sono smorzati, oppure la situazione è rimasta pressoché invariata? No, direi invariate, come avete sentito, insomma è abbastanza divisa la popolazione dei vicentini su questo tema, a dire il vero, però la situazione è abbastanza simile. Tra l'altro abbiamo chiesto anche ai vicentini cosa pensano dell'elezione diretta del Capo dello Stato, cioè se sarebbero favorevoli ad un'elezione diretta. Questo però, la risposta a questo non ve la do perché la sentirete nei telegiornali nei prossimi giorni. I tre temi di oggi, Alex, qua a Vicenza sono senza dubbio Vicenza e Chioggia, le uniche 2 città venete nella rosa delle 10 finaliste per la Capitale della Cultura 2024. Questo è un motivo di grandissimo orgoglio per Vicenza, lo sentiamo proprio nelle parole dei vicentini e anche dei loro amministratori, quindi questo è sicuramente uno dei temi della giornata. Poi abbiamo fatto un giro, e questo è un tema nazionale, però ovviamente si adatta anche a Vicenza perché è il primo giorno, come sicuramente avrete detto, di obbligo di Green Pass nei negozi,
siamo andati in qualche negozio, diciamo che così tanto per riassumerti, poi anche questo sarà ovviamente un servizio per il telegiornale di questa sera, però su 10-12 persone che abbiamo sentito, una che ha detto è un'esagerazione, le altre tutte più che favorevoli, contente di mostrare il Green Pass anche nei negozi di abbigliamento, per dire, e la stessa cosa vale per i gestori dei negozi, cioè per i titolari dei negozi, che sono favorevoli, dicono insomma non è che perdiamo tutto questo gran tempo, si dà un'occhiata al Green Pass, si fanno entrare le persone, molti aspettano fuori, diciamo in fila, tranquilli, senza problemi, e sono contenti di mostrare il Green Pass. Stessa cosa anche negli uffici comunali, siamo stati all'ufficio anagrafe e anche lì le persone che uscivano hanno mostrato ben volentieri il Green Pass. Dietro di me non si vede forse molto bene, ma siamo all'ufficio postale di Ponte degli Angeli, dobbiamo ancora sentire le persone, c'è una discreta coda fuori dall'ufficio postale, andremo a sentire anche lì, perché anche negli uffici postali da oggi obbligo di Green Pass. Assolutamente. Quindi il terzo tema, così riassunto velocemente, è quello della sicurezza. Il questore di Vicenza, che poi è lo stesso questore anche di Bassano ovviamente, è davvero molto sensibile, e nel fine settimana un blitz delle forze dell'ordine nei locali della cosiddetta Movida vicentina, 100 di ragazzi identificati, e quindi un gran lavoro di prevenzione, proprio perché questa è una zona in cui in passato è successo anche qualcosa di spiacevole. Giustamente il questore ha detto prima che possa succedere qualcos'altro io prevengo, e così nel fine settimana invece di andare a cose fatte è andato nelle ore precedenti e ha fatto un ottimo lavoro di prevenzione. Questi 3 temi vicentini di oggi. E allora da un Federico Fusetti, maestro della suspense, perché insomma ci ha dato l'input e poi ci ha lasciato un po' così in sospeso. Sei in versione Alfred Hitchcock, diciamo, oggi. A te manderò un messaggio, dai, vedo che ci tieni, te lo dico dopo. Sai che sono curioso, allora ti lasciamo al tuo lavoro. Federico, grazie. Per il tuo collegamento. Noi adesso ci prendiamo ancora 2 minutini di pausa e poi torniamo qui con voi proprio per sviluppare alcune delle tematiche che ci ha anticipato il nostro collega Federico Fusetti da Vicenza. Tanta attualità, la sanità, turismo, economia, sport, insomma, di tutto e di più, fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, anche oggi come sempre in diretta, sono le 12:42, poco fa abbiamo visto insieme il collegamento proprio da Vicenza con il nostro collega Federico Fusetti, che ha anticipato alcuni dei temi di giornata, temi che andiamo a sviluppare anche, non vi lasciamo così in sospeso, andiamo a sviluppare anche nel corso di questa edizione, di questa striscia dedicata all'informazione del Veneto. Federico Fusetti ci ha anticipato il lavoro massiccio in termini di sicurezza, di impegno, di prevenzione, di contrasto al degrado che sta facendo il nuovo questore di Vicenza, e allora andiamo a vedere insieme proprio questo blitz contro la movida violenta, contro il degrado in città. Vediamo. Contrastare i comportamenti violenti della movida in centro storico è stato l'obiettivo fissato dal nuovo questore Paolo Sartori, che ha organizzato un weekend serrato di controlli da parte delle forze dell'ordine nelle zone calde. Contra Garibaldi, Piazza Biade, Piazza dei Signori, Piazza delle Erbe e la tristemente nota Contra Pescherie Vecchie. Qui il comitato dei residenti ed esercenti attendeva con apprensione questo fine settimana. Il provvedimento di chiusura anticipata di un locale era decaduto la scorsa settimana e si temeva il ritorno delle risse e delle violenze. Il questore ha invece giocato d'anticipo. Sulle zone della movida in particolare stiamo facendo dei controlli mirati da tempo e continueranno. Ovviamente chi non rispetta le regole subirà delle sanzioni di conseguenza, è una competenza stretta della questura, ma anche l'amministrazione, come abbiamo dimostrato, può intervenire laddove ce ne siano le condizioni, e continueremo ad intervenire con i controlli in questa fase. Complessivamente tra venerdì e domenica sono state identificate 612 persone, tra cui 180 cittadini stranieri, 106 con precedenti penali.
36 gli esercizi pubblici controllati, tra cui alcuni nightclub oggetto di segnalazioni ed esposti. Al termine delle operazioni sono stati revocati 7 permessi di soggiorno e emanati 3 fogli di via e 11 avvisi orali. Il questore naturalmente sta lavorando in squadra, di questo va ringraziato, perché condivide con l'amministrazione le zone sulle quali insistere sui controlli. Stiamo lavorando sulle zone della movida, sulle zone dello spaccio, sulle zone dove ci sono magari situazioni anche di furti che ci sono verificate negli ultimi mesi. È un gioco di squadra che con il Comitato Ordine e Sicurezza stiamo cercando di portare avanti, e di questo ringrazio il Questore, perché ne vediamo l'efficacia e gli effetti sul territorio in maniera concreta, lo vedono anche i cittadini, soprattutto per l'impegno. Poi qualche norma è sempre da cambiare, sarà da cambiare perché non è efficace, quindi su questo è un problema legislativo rispetto al quale chiederemo al Parlamento di intervenire per migliorare le norme sui controlli. Interrompiamo un attimo la nostra pagina dedicata alla cronaca, perché fra pochissimo ci collegheremo in diretta con la nostra collega Chiara Gaiani da Padova, che fra le altre cose, quindi fra le notizie sul Green Pass e la cronaca cittadina, ci parlerà anche di una decisione, anche se vogliamo definirla storica, per quello che riguarda il comune, ovvero l'installazione di una figura, di una statua, di una figura femminile in Prato della Valle. Vediamo il servizio e poi andiamo a Padova. Prato della Valle a Padova avrà la sua statua femminile. Approvato all'1:30 di notte in Consiglio Comunale a Palazzo Moroni la mozione presentata da Margherita Colonnello e Simone Pillitteri della maggioranza. Un tema che ha fatto discutere la città e non solo, finendo anche sulle pagine dei quotidiani internazionali. 19 i voti favorevoli, 6 gli astenuti, 3 i non votanti. Presentati anche degli emendamenti alla mozione da parte di 2 consiglieri del Partito Democratico, Gianni Berno e Nereo Tiso. Oltre a Elena Cornaro Piscopia è stata aggiunta una lista di donne meritevoli della candidatura al basamento vacante. Inoltre è esplicitato che se Prato della Valle non fosse ritenuto idoneo, si potrebbero trovare spazi alternativi all'interno delle mura cinquecentesche. L'opposizione, però, resta sulle sue posizioni, trovando inadeguato il momento di questa proposta. Ora i problemi sono ben altri, dice la consigliera Eleonora Mosco. Perdere tempo a discutere di una questione di rilevanza marginale quando i cittadini sono al limite della disperazione per problemi concreti, come al rincaro delle bollette, è davvero paradossale. Ecco, noi adesso siamo pronti a collegarci con Padova, quindi abbiamo introdotto quello che sarà uno degli argomenti di discussione con la nostra collega Chiara Gaiani. Chiara, buongiorno, ben trovata. Buongiorno Alex e buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, questo era un argomento, questo della statua di una donna, di più donne, come insomma deciso il Consiglio Comunale in Prato della Valle, che ha avuto un eco davvero enorme, addirittura un eco internazionale. Ne abbiamo parlato a lungo alla fine dell'anno e all'inizio di quest'anno. Adesso si è arrivata a una prima decisione del Consiglio Comunale, cercheremo di capire come si svilupperà. Devo ritornare che è tornato un po' sui suoi passi anche l'assessore alla cultura Andrea Colasio, che aveva manifestato un iniziale punto di domanda sulla collocazione di queste statue. Questi piedistalli che sono vuoti sono un simbolo storico per la città di Padova, perché ricordano il momento insomma in cui Napoleone aveva fatto razzia in città. Quindi insomma è sicuramente un argomento che terrà molto banco ancora anche nei prossimi mesi e che noi continueremo a seguire. Lo stesso assessore Colasio ci ha detto che è già una statua di Prato della Valle, ma insomma ve lo faremo sentire nei servizi di questa sera, si pensava di dedicarlo a una donna. E giusto per parlare delle statue di Prato della Valle, che sono davvero molto belle, chi non le ha mai viste, insomma io li invito a venire a farsi un giro in Prato della Valle, davvero una passeggiata molto bella, soprattutto anche molto verde, perché durante insomma i mesi estivi in Prato della Valle tanti ne approfittano anche per mangiare al volo il loro pranzo, ad esempio. E su queste statue sarà creata un'app proprio per riuscire a leggere la storia di questi illustri padovani che sono rappresentati, e tra questi illustri padovani ci sarà una donna. La prima donna dovrebbe essere la prima donna laureata al mondo, cioè Elena Lucrezia Cornaro Piscopia.
Ecco Chiara, assolutamente seguiremo questa interessante l'evolversi di questa interessante situazione da vicino. So che insomma sei molto sensibile anche a questa tematica, quindi insomma nei prossimi appuntamenti dedicati all'informazione andremo a approfondire il tutto, ma oggi è anche il primo giorno di Green Pass obbligatorio in tante attività, in tanti esercizi commerciali e uffici pubblici. Anche a Padova so che stamattina avete fatto un giro chiaramente in perlustrazione, diciamo così, per cercare di capire come stanno andando le cose. Allora cosa ci racconti? Abbiamo trovato una situazione davvero tranquilla. Siamo entrati, io e il collega che mi ha accompagnato in questo giro ero con Federico Cibotta, adesso sono con il collega Cristian Roque Allende. Abbiamo un po' aiutato perché abbiamo visto che le persone leggermente più in difficoltà rispetto a questa nuova norma sono le persone più anziane. Siamo entrati in un ufficio postale, abbiamo intervistato la direttrice, ci ha spiegato come funziona. Immagino che sarà uguale in tutti gli uffici postali, c'è un totem con un lettore ottico che ovviamente legge il Green Pass sia su formato digitale sia su formato cartaceo, poi rilascia il bigliettino della venuta lettura, quindi è questa la verifica. E anche la direttrice che abbiamo intervistato, poi ve la faremo sentire, ci ha raccontato che loro hanno sostenuto soprattutto le persone più anziane che magari facevano fatica ad avvicinare il lettore, cioè il telefonino oppure il foglio a questo lettore, magari lo mettevano in una posizione che non era corretta. La stessa cosa vale nei negozi. La maggior parte dei negozianti ci ha detto che non è un aggravio eccessivo questo, anche se ritengono si tratti di burocrazia. Alcuni ci hanno detto perché il numero dei vaccinati è davvero risibile ormai, altri ci hanno detto perché nel loro negozio non entrano tante persone. Le maggiori difficoltà sono nei negozi dove si entra e si esce. Vedi un'edicola dove si entra al volo per l'acquisto di un quotidiano, ma i negozi dove il cliente viene accolto e ha bisogno del dialogo, del rapporto con il commerciante, abbiamo visto erano tutti attrezzati con l'app sul telefonino, in cui li abbiamo un po' aiutati. C'erano dei negozi molto piccoli in cui non l'avevano ancora mai usata, il primo Green Pass che hanno verificato è stato il mio, ma di fatto si è partiti. Ecco, tutti si augurano davvero che sia per poco, soprattutto per poter uscire, e soprattutto in questa zona, la zona di Padova dove ci troviamo, che è una zona molto turistica. L'obiettivo è quello di veder tornare i turisti, perché siamo entrati anche in un negozio dove ci sono articoli di tipo religioso. Ci ha raccontato che le perdite toccano quasi l'80% rispetto a quella che era la loro situazione, la loro vendita prima della pandemia, e quindi loro si sono un po' riciclati e sono passati sull'online. Sappiamo qual è il rischio però dell'online, quello certo, di perdere il tessuto di negozi, di piccoli negozi, che rende veramente viva e anche sicura una città. Chiara, grazie per la tua testimonianza. Oggi dire che siamo una TV al servizio dei cittadini, in base anche a quello che ci hai raccontato, l'aiuto che hai dato è più che mai corretto. Quindi sì, un po' è stato così, però devo dire che quando arrivano è sempre anche un bel modo, di entrare in contatto con la gente. E anche questo è il bello del nostro mestiere. Sono perfettamente d'accordo, ti ringrazio Chiara per il tuo collegamento. Noi adesso rientriamo in studio per parlare, riprendere il filone della cronaca, e sicuramente non è facile passare dai sorrisi con la collega Chiara Gaiani al raccontare della tragedia, dello schianto di ieri in autostrada sulla A28. Era ubriaco il 61enne che ha ucciso, travolto due donne prima di darsi alla fuga per poi essere arrestato. Fuori pericolo fortunatamente le due figliolette, fra cui una neonata di 5 mesi. Vediamo.
È fuggito saltando il guardrail dell'autostrada e aprendosi a forza questo varco verso l'aperta campagna, dopo aver causato la morte di 2 giovani donne e il ferimento di altre 4 persone, tra cui gravi una neonata e una bimba di 2 anni. 61 anni, di origini bulgare ma da tempo residente nel Pordenonese, era certamente ubriaco quando alla guida di un Defender lanciato ad alta velocità lungo la 28 ha prima centrato una Panda diventata un groviglio di lamiere per poi fermarsi contro una 500. E i segni sull'asfalto del soccorso dei sanitari raccontano alla luce del giorno ciò che è accaduto ieri sera poco prima delle 8. 2 auto stanno tornando verso Conegliano dopo un pomeriggio passato a Caorle. Una Panda condotta dalla coneglianese Sara Rizzotto, 26 anni, con di lato le figlie, una di 2 anni e mezzo, l'altra di 5 mesi e mezzo. Dietro la cugina Jessica Fragasso, 20 anni, di Marino di Piave, mentre i genitori di quest'ultima le stanno anticipando con una 500. Ed è in questo tratto, tra gli svincoli di Villotta e Azzano Decimo, che si consuma il dramma. Il bulgaro, probabilmente attratto dal tratto rettilineo, avrebbe spinto al massimo il Land Rover Defender, accorgendosi solo all'ultimo, forse rallentato dai fumi dell'alcol, dei 2 veicoli davanti. L'impatto con la Panda ha effetti devastanti, che diventa un groviglio di lamiere, mentre il fuoristrada finisce la corsa toccando la 500 dei genitori, che si accorgono dell'impatto dallo specchietto retrovisore. Praticamente sul colpo muoiono le 2 giovani donne, mentre la bambina e la neonata saranno estratte dai vigili del fuoco solo dopo aver letteralmente aperto l'abitacolo con le cesoie. Le 2 piccole sono state immediatamente trasportate all'ospedale di Udine in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Ricoverati invece all'ospedale di San Vito al tagliamento i genitori della ventenne, con il padre che è stato sedato dopo lo shock per aver visto la figlia morire davanti ai suoi occhi. L'investitore invece, uscito dal SUV capovolto e seppur ferito, si è dato alla fuga nella notte senza curarsi di nessuno. Sarà il suo cellulare squillante sull'asfalto e l'abilità di un agente della stradale a permetterne l'arresto per omicidio stradale e omissione di soccorso. Sul suo sangue, diverse ore dopo l'alcol test, confermerà un tasso alcolico 3 volte superiore al limite consentito. Drastico il commento di Davis da Ross, 27enne papà delle 2 bimbe. Quella persona deve solo vergognarsi. Dopo aver fatto quello che ha fatto è anche scappato senza rimanere dove è successo tutto, dove comunque ha portato via la vita a 2 ragazze, perché una di 20 anni, una di 25 anni, madre di 2 figlie, oltre che avere una bambina di 2 anni e mezzo, che non è di 5 mesi, rimarrà senza la mamma. E c'è sgomento a Conegliano per la morte appunto di Sara Rizzotto, 26enne, assistente sanitaria. Il cordoglio che adesso vediamo nel servizio è quello del direttore dell'ULSS 2 e del sindaco. Siamo vicini alla famiglia, è una cosa, sembra quasi incredibile che per un pirata della strada, una persona giovane, promettente anche dal punto di vista proprio anche lavorativo, una mamma deve lasciarci la vita, proprio è una cosa che è incomprensibile. Il direttore generale Francesco Benazzi interpreta lo sconcerto dell'intera ULSS 2 per la morte improvvisa a solo 26 anni di Sara Rizzotto, assistente sanitaria in forze al SISP di Conegliano dal 2019. Quello che è successo ha colpito tutti noi, in particolare il Dipartimento di Prevenzione, i colleghi che l'hanno conosciuta e la medicina del lavoro. Lei c'è stata anche vicino nel periodo appunto importante dell'impegno vaccinale, con la sua presenza, con le vaccinazioni, quindi voglio dire c'è proprio il cordoglio da parte di tutto il Dipartimento per questa famiglia, per il marito e per i figli. Le 2 piccole sono meno gravi di quello che la terribile scena dell'incidente lasciava presagire. La maggiore di 2 anni e mezzo è stata operata al femore, la piccola 5 mesi ha riportato un ematoma ed è in osservazione, ma complessivamente sta bene. Avevano trascorso la domenica a Caorle, come testimoniano le ultime fotografie. Stavano rientrando nella casa di via Vital, a pochi passi dal centro di Conegliano, dove Sara abitava con le piccole e i nonni. È un incidente drammatico che ha lasciato sotto shock una città intera. Da ieri sera, quando abbiamo avuto la notizia, siamo rimasti tutti sgomenti, perché ci chiediamo come possano ancora succedere fatti di questo tipo. È inaccettabile e bisogna perseguire chi purtroppo non rispetta il codice della strada e non capisce di avere in mano un'arma quando guida una macchina. È il momento del cordoglio e del silenzio, ripete più volte il sindaco Chies, che rivolge il suo pensiero ai familiari. Parleremo con le famiglie, cercheremo di capire cosa possiamo fare e se possiamo fare qualcosa per chi è rimasto, perché poi purtroppo la vita
va avanti e si trovano nelle condizioni di avere anche dei minori molto giovani, insomma, che porteranno con loro purtroppo sempre questa drammatica esperienza che c'è stata e dal quale purtroppo non si può tornare indietro. E adesso ci spostiamo a Mestre per raccontarvi di una violenta lite fra l'anziana madre e la figlia presa a martellate. Volevo ucciderla. Così ai poliziotti, dopo aver preso a martellate in testa la figlia 47enne Novax, da tempo a casa in smart working. Lei, la mamma 81enne, esasperata dalle continue tensioni con la figlia per le divergenti opinioni, si è giustificata così ai poliziotti, intervenuti dopo essere stati chiamati dai vicini, allarmati dalle urla disperate della figlia, riuscita a scappare dalla furia della madre fuggendo in strada sanguinante. Il fatto a Mestre, in via Bissuola, ieri pomeriggio intorno alle 14:30. E qui in via Bissuola oggi tutti parlano di questo fatto di cronaca a dir poco sconcertante, visto anche l'esito con la figlia ricoverata in rianimazione, in terapia intensiva. Comunque lei la signora la conosce? No. Penso che il Covid sicuramente non abbia contribuito all'aiuto psicologico, insomma, delle persone. Gli agenti delle volanti giunti sul posto hanno arrestato per tentato omicidio l'anziana. Cosa ne fanno in arresto? A 81 anni è già condannata di sé, poretta. Cosa vuoi che facciano? A un'età così la metteranno in un centro specializzato, non possono mica mettere in galera una persona di quell'età. Per la mamma 81enne disposti gli arresti domiciliari, la figlia è tuttora ricoverata in prognosi riservata. Sì, è allucinante questo fatto e speriamo, anche un problema secondo me proprio della società in cui viviamo, che molta gente è lasciata sola. Ci sono dei problemi di fondo che devono essere risolti e che sicuramente non si risolvono colpendo in testa la figlia con un martello, cioè non è una cosa che non va bene. Chiudiamo la pagina di cronaca, ci prendiamo 2 minuti di pausa, torniamo con tante altre notizie dal Veneto e del Veneto. Grazie, a dopo. 13:02, di nuovo in diretta con Focus TG per quest'ultima mezz'ora dedicata all'informazione a 360 gradi. Oggi il tema principale della nostra striscia dedicata appunto all'informazione ha riguardato l'entrata in vigore delle nuove regole per il Green Pass e non solo. Abbiamo raccolto le testimonianze dei nostri giornalisti da Bassano, da Padova, da Vicenza. Andiamo a fare ancora una volta insieme il punto della situazione, un po' di ordine, magari un po' di chiarezza per chi si fosse messo in collegamento con noi solo adesso. La validità del Green Pass, questo è il bollettino medico che andiamo a vedere dopo, è il bollettino insomma dei contagi, con i ricoveri, con le terapie intensive. Adesso invece, come vi dicevo, facciamo un attimo di chiarezza sulla questione Green Pass. Green Pass che, lo sapete, avrà adesso validità non più di 9 mesi ma di 6 mesi con effetto retroattivo. Il tutto non dovrebbe valere per coloro che hanno ricevuto la terza dose, la dose booster. In quel caso l'esecutivo, il governo, sta lavorando sull'ipotesi di rendere senza limiti quel tipo di Green Pass, quindi quello con la dose booster. Da oggi il Green Pass sarà richiesto anche per accedere a una serie di uffici pubblici, di attività commerciali, ad esempio le banche, le poste, le librerie e i centri commerciali, anche le tabaccherie, come ci ha spiegato la nostra collega Sharon Di Carlo, ma la novità di questi ultimi giorni è che i titolari o i gestori di queste attività non saranno obbligati a verificare il possesso del Green Pass, ma verranno effettuati dei controlli a campione. Le attività che potranno essere svolte e il cui accesso è consentito senza Green Pass restano
quelle che vi avevamo già anticipato qualche settimana fa: gli ipermercati, i supermercati, i discount, le farmacie, le parafarmacie, le sanitarie, le attività che vendono prodotti, ad esempio da mangiare per gli animali, le ottiche, i negozi di ortopedia. Non sarà richiesto il Green Pass per accedere agli uffici aperti al pubblico delle forze di polizia, della polizia locale e del tribunale. Invece, importante ribadire, specificare che altra regola che entra in vigore oggi è quella relativa alle multe per gli over 50 che non si sono sottoposti al vaccino obbligatorio. Nei loro confronti scatta una sanzione una tantum da 100 euro. Data da cerchiare in rosso nel calendario per chi lavora e per chi ha più di 50 anni è quella del 15 febbraio. In quel giorno infatti entrerà in vigore l'obbligo del Super Green Pass per tutti i lavoratori. Chi verrà sorpreso senza il certificato verde avrà una multa dai 600 ai 1500 euro. Chi invece non presenterà la documentazione sarà considerato assente ingiustificato con la sospensione dello stipendio. Adesso andiamo a vedere la schermata che avete intravisto prima, quella relativa al report che ci ha fornito Azienda Zero, report sulle ultime 24 ore di Covid in Veneto. È un bollettino che abbiamo già visto a inizio Focus TG, lo riproponiamo adesso, riguarda appunto le variazioni nelle ultime 24 ore di contagi, ricoveri e terapie intensive in Veneto. Ebbene, rispetto a ieri il delta dei casi positivi in Veneto fa segnare un più 16.045 nuovi positivi che vanno a portare il numero degli attualmente positivi in Veneto a 216.210. Andiamo a vedere i dati che invece riguardano le ospedalizzazioni in area non critica, che fanno segnare un più 19, quindi 19 ricoveri in più rispetto a 24 ore fa. Il dato che invece è sicuramente incoraggiante è quello delle terapie intensive, che continuano a scendere. Vedete qui evidenziato di arancione il -7 terapie intensive nelle ultime 24 ore in Veneto. Chiudiamo con, ahimè, la constatazione, la notizia di altri 39 decessi nelle ultime appunto 24 ore. Adesso restiamo a parlare di sanità, ci spostiamo a Padova. La donazione degli organi della piccola Bianca ha permesso di salvare le vite di 2 ragazzi veneti. È successo proprio all'ospedale di Padova. Un gesto di generosità che aiuterà 2 giovani veneti. Bianca è mancata a Catania a soli 12 anni. I genitori hanno deciso di donare i suoi organi, così cuore e un rene sono stati portati a Padova per salvare la vita a 2 giovani. Il cuore è stato impiantato ad una bimba che era in attesa da tempo, mentre il rene è stato ricevuto da un ragazzo. Anche il presidente della regione ha voluto commentare questo avvenimento ringraziando prima di tutto la piccola Bianca e i suoi genitori, poi un plauso al sistema dei trapianti Veneto, pronto a scattare come un orologio svizzero, sottolinea il presidente Luca Zaia. Non si può che provare orgoglio, continua, e gratitudine per la generosità dei donatori e per la capacità della nostra macchina trapiantistica di cogliere al volo ogni possibilità. Ciò richiede organizzazione perfetta, grandi capacità cliniche e un enorme impiego di risorse mediche ed infermieristiche che devono scattare all'unisono e subito. Nel 2021, conclude Zaia, è successo ben 528 volte, con altrettanti trapianti eseguiti in periodo di piena pandemia. Non serve aggiungere altro. E adesso ci spostiamo a Carmignano di Brenta, che sta predisponendo il tutto per sabato 19 febbraio, giorno in cui è previsto un altro Vax Day.
Ancora vaccinazioni anti-Covid a Carmignano di Brenta, dove il Comune, in collaborazione con l'ULSS 6 Euganea e i volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa, sta preparando l'appuntamento di sabato 19 febbraio nella nuova tensostruttura di Piazza Marconi. Dalle 9 alle 13 sarà possibile ricevere la terza dose, il quarto appuntamento con la vaccinazione anti-Covid dopo quella del 7 agosto e i 2 appuntamenti per le vaccinazioni pediatriche. Per accedere alla vaccinazione sarà necessaria la prenotazione entro il 14 febbraio presso la farmacia comunale di Carmignano di Brenta in via degli Alpini o chiamando il 338 680 1574. Ne ha fatto accenno il nostro collega Federico Fusetti durante il collegamento live con Vicenza. Perché? Perché parliamo proprio di Vicenza, della città del Palladio, capitale della cultura 2024. Vicenza ha superato l'ultima selezione e vola in finale. Vicenza è ufficialmente tra le 10 città finaliste che si contenderanno il riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura 2024. A darne immediatamente l'annuncio il sindaco Francesco Rucco, che ha ricevuto la notizia dal Ministero nel corso di una conferenza stampa, praticamente in diretta. Alle 12.58 abbiamo ricevuto la PEC dal Ministero della Cultura che candida Vicenza ad essere Capitale Italiana della Cultura nelle quindi 10 finaliste che affronteranno la selezione nel mese di marzo, nei primi giorni di marzo, per arrivare al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2024. Una grande soddisfazione avere passato questa prima selezione, perché è un dossier molto bello, molto efficace, che parla del nostro territorio, che coinvolge i comuni del territorio vicentino, le imprese, il terzo settore, i produttori culturali. Tra i primi a complimentarsi per il risultato conseguito, il presidente Luca Zaia, che assieme all'assessore Cristiano Corazzari si dicono orgogliosi per il Veneto, che per la prima volta esprime 2 candidature tra le finaliste. Nella rosa delle ultime 10, infatti, oltre a Vicenza, compare anche Chioggia. Non era scontato conseguire questo risultato. Era tutt'altro che scontato, era complessa anche la modalità con cui presentare questo progetto, perché volevamo fare qualcosa di innovativo. Sicuramente è un progetto culturale che rimarrà al di là della decisione finale del Ministero della Cultura. Le città selezionate verranno riascoltate dalla giuria il prossimo 3 e 4 marzo. Nel corso di una videoconferenza avranno l'ultima occasione per esporre i progetti e convincere definitivamente la Commissione per la bontà della propria candidatura. Quali le concorrenti più agguerrite? Ci sono città culturalmente importanti. Siracusa sicuramente è un competitor importante, non bisogna sottovalutare comunque luoghi come Ascoli, come Pesaro, che sono delle Marche, quindi zone importanti anche culturalmente parlando, però Vicenza non ha nulla da temere per ciò che rappresenta, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista imprenditoriale e sociale. Dobbiamo tentare di convincere il Ministero e la Commissione ad attribuire il titolo a Vicenza. Questa sarà la partita più difficile da giocare. Scaramantico, ce la faremo? Sono sempre scaramantico, noi lavorando si portano a casa i risultati. Abbiamo raggiunto la finale, ora lavoriamo per il titolo, ovviamente non è scontato, tutt'altro, è difficile, però ci impegniamo fino in fondo come sempre. E allora, Vicenza lanciata nel rush finale per diventare capitale della cultura, nella Pedemontana invece cresce il peso politico, turistico, culturale di Marostica e Bassano resta al palo. Marostica muove il re e l'alfiere e piazza un altro scacco a quello che dovrebbe essere il re della Pedemontana, ovvero Bassano, ma lo scacco stavolta mette in imbarazzo più che altro la regina. È ormai una partita aperta, quella fra la città del Ponte e la cittadina degli Scacchi, che già qualche settimana fa aveva piazzato un bel colpo con le torri, il teatro, quando il Politeama aveva superato nettamente l'Astra nella scacchiera dei luoghi di cultura e spettacolo per il territorio. Lo scacco alla regina, dicevamo, arriva niente meno che dalla provincia, dove questo territorio sarà rappresentato in toto da Marostica, grazie alla delega al turismo affidata a Matteo Mozzo da Francesco Rucco e a quella al bilancio data a Giorgio Santini. 2 ruoli importanti con i marosticensi che hanno avuto la sponda di Germano Racchella a Cartigliano e di Paolo Bordignon a Rosà.
Ruoli di grande prestigio, e non è sfuggita ai più la sottile ironia del caso che vede il primo cittadino di Marostica referente per il turismo nell'area in cui una capitale come Bassano può proporre, oltre al ponte, tanta storia, mostre, musei, riferimenti storici e chi più ne ha più ne metta. E Bassano? Niente di niente, relegata nell'oblio di una politica cittadina che, a questo punto è lecito chiederselo, ha forse perso l'appeal che aveva un tempo sul territorio. Peccato, perché in questa partita a scacchi si vince tutti assieme e si perde tutti assieme. In ballo c'è il futuro di un'area in grado di valorizzare tutte le eccellenze di un territorio che può vantare tanto il castello di Marostica quanto il ponte di Bassano, tanto la cartolina del Brenta quanto la montagna altopianese e del Grappa. Tant'è, la strada è ancora molto lunga e la partita è tutta da giocare, sempre che qualcuno non butti all'aria la scacchiera. Come sapete, l'ultima parte del Focus TG abitualmente è ricca di notizie, di servizi che spaziano un po' da un argomento all'altro proprio per darvi tutta la ricchezza della informazione del Veneto e dal Veneto. Allora adesso ci spostiamo dalla Pedemontana, andiamo a Spinea, che ha festeggiato finalmente l'attesa inaugurazione della nuova piscina comunale. Ci sono voluti 40 anni di attesa per giungere a questo momento. E quindi ero bambina quando si parlava e si prospettava questo tipo di servizio per la città di Spinea. Al taglio del nastro della nuova piscina comunale di Spinea c'era anche il campione paralimpico Luigi Beggiato, 2 medaglie d'argento e un bronzo nel nuoto a Tokyo 2020. Assente Federica Pellegrini, nata e cresciuta qui a Spinea, ma giustificata perché impegnata in Cina per le Olimpiadi invernali quale membro del Comitato Olimpico Internazionale. È un'emozione, una gioia che siamo arrivati a questo risultato grazie veramente a una proficua collaborazione fra l'intervento privato e quello pubblico. E questo è un intervento che deve sostenersi da solo, perché è un intervento, ricordiamolo, privato, anche se gestito come impianto pubblico per 30 anni. E questo centro, sia per quanto riguarda l'ambito acqua, sia per quanto riguarda l'ambito spogliatoi, è in grado di ospitare oltre 120 persone in contemporanea. 7.000 metri quadrati l'area occupata dalla piscina presente nel nuovo edificio, che si sviluppa per la maggior parte su un unico piano. 3 le piscine presenti, la semi-olimpionica di 25 metri con una profondità che varia da 1,35 m a 1,65 m, una seconda vasca didattica di 12 metri per 6 e ancora una vasca più piccola dedicata alla riabilitazione per un investimento complessivo di 4 milioni di euro. Vogliamo investire su questo territorio che ha una posizione di centralità nella città metropolitana e poter garantire quindi a tutti i nostri cittadini uno spazio non solo adesso per lo sport ma in generale per servizi decisamente attrattivo. Andiamo a Vicenza, a Campomarzo, completata la messa a dimora dell'ultima tranche di nuove piante. Vediamo. Andiamo a concludere quello che abbiamo iniziato l'anno scorso, quindi la sostituzione di tutti quanti gli alberi di Viale Dalmazia. Li sostituiamo con piante gemelle di quelle piantate l'anno scorso, dei bagolari. Finalmente completiamo l'operazione, ridiamo la nuova vita a tutto il viale. Viale Dalmazia, l'asse viario pedonale principale di Campomarzo, questa mattina si presentava così. Lavori in corso e operai hanno dato seguito alla seconda fase della rimozione del centinaio di platani ed aceri giunti a fine vita o malati. Si completa dunque il progetto di sostituzione degli alberi dall'intero viale, iniziato un anno fa. Un investimento di 90.000 euro che nelle intenzioni dell'amministrazione dovrebbe consentire un sereno sviluppo nei prossimi anni di piante più adatte al luogo e al clima in cui sono state messe a dimora. Resta il fatto che oggi lo scenario assomigliava più a un campo di battaglia. Molte le persone ci hanno espresso pena per gli alberi caduti e ammassati. L'unica cosa che possiamo dire per rassicurare le persone è che ci ha seguito un agronomo, il dottor Cariolato, che ha fatto tutte quante le cose a regola d'arte e professionalmente. Le piante, tutte quelle che erano gravemente malate, morte o a fine ciclo vitale, sono state abbattute. Invece circa 15-20 piante che avevano ancora qualche speranza ancora di essere ravvivate, sono state asportate e portate in vivaio, verranno curate, poi se resisteranno ritorneranno sul territorio in base alle esigenze, dai parchi storici, parchi gioco, piuttosto che qualche giardino scolastico.
Torniamo a parlare di scuola adesso, ci spostiamo a Treviso perché l'inquinamento dell'aria, che ha fatto segnare dei livelli allarmanti negli ultimi giorni, ha spinto il sindaco di Treviso a lanciare un appello, quello rivolto proprio alle scuole della città, chiedendo ai dirigenti scolastici di effettuare o far effettuare la ricreazione all'interno delle scuole proprio per evitare appunto il contatto con lo smog e con l'aria inquinata. Un appello che ha suscitato subito polemiche, critiche e discussioni. Vediamo. Proviamo a tener conto, un bambino della materna che fa 8 ore all'interno di una classe, credo che sia una cosa improponibile. Smog alle stelle, l'appello del sindaco di Treviso ai dirigenti scolastici di evitare la ricreazione all'aperto degli alunni sta sollevando una levata di scudi da parte dei genitori e delle scuole, non certo perché il problema non sia grave, ma perché deve essere affrontato diversamente. Ci siamo confrontati questa mattina con altre coordinatrici delle scuole qua di Treviso. Sicuramente è un problema, ma nel momento specifico, che già la problematica Covid è grande, noi comunque dovremmo areare le aule. E allora le areiamo e non portiamo fuori i bambini. Le scuole, già messe a dura prova dal Covid, al momento si attengono scrupolosamente al protocollo di contenimento del contagio, che prevede la merenda in classe perché sono distanziati, sono fermi al loro banco e distanziati perché abbassano la mascherina, 5 minuti, e poi la ricreazione all'esterno con la mascherina. Questo lo manteniamo e perché è un protocollo di contenimento del contagio, appunto, e perché è un piccolo momento di benessere psicofisico che cerchiamo di mantenerci stretto, insomma, di tenerlo attivo, perché è una delle grandi priorità del momento. Questi bambini hanno bisogno di relazione. Se noi andiamo ad intaccare anche quei 10 minuti, incominciamo veramente a creare una disfunzione che tra l'altro si sta prolungando da tanto tempo. E i genitori che sostengono la scelta di una scuola in presenza firmano un appello al governo, la didattica a distanza solo, chiedono insomma didattica a distanza solo per i positivi sintomatici. Sono genitori, insegnanti, educatori e fanno parte della rete nazionale Scuola in Presenza. Adulti che chiedono lo stop alla didattica a distanza e dopo 2 anni di pandemia di dare priorità alla scuola in presenza, convinti che le condizioni, soprattutto psicologiche, di figli, bambini e ragazzi stiano peggiorando, stremati dopo 2 anni di pandemia. E così 40 comitati sparsi per l'Italia, ognuno composto da migliaia di persone, lanciano un appello alle istituzioni, al governo, al Presidente della Repubblica, al Ministro per l'istruzione. Chiedono che i giovani rientrino in classe al 100% senza condizioni. È ora che i nostri ragazzi vengano presi in considerazione. Da troppo tempo vengono considerati sempre come l'ultima ruota del carro. Ancora adesso ci sono protocolli che sono inapplicabili, protocolli che le scuole seguono ognuno a modo suo, che la stessa ASL non riesce a seguire, per cui ci troviamo ragazzi che non dovrebbero stare a casa, ma che stanno a casa perché l'ASL non riesce a fare i tamponi in tempo. Chiedono che l'accesso alle vaccinazioni per i ragazzi sia completamente libero e che le quarantene vengano disposte solo per gli studenti positivi al test anti-Covid e che presentano sintomi. Bisogna che solo i positivi stiano in quarantena, i ragazzi sani vadano a scuola. Dobbiamo far ritornare loro nella loro vita serena, quotidiana, che permetta loro di crescere in maniera armoniosa. Il pericolo è poi che i giovani abbiano conseguenze nel loro comportamento, nel loro percorso di crescita. Ecco perché la rete Scuole in Presenza chiede di proteggere le classi, le lezioni, l'assistenza e il sostegno alle generazioni future. I nostri ragazzi stanno male da tempo, e in particolare i più fragili che hanno difficoltà magari di seguire lezioni in DAD, che hanno necessità di essere seguiti in maniera particolare, e queste persone sono le persone che stiamo perdendo in maniera particolare. Ci sono vari casi di ragazzi che hanno problematiche di tipo psicologico. Un obiettivo comune che deve trovare l'alleanza di tutti i protagonisti, genitori, insegnanti, autorità sanitarie in tutte le fasce d'età, senza distinzioni.
Ci spostiamo adesso e continuiamo con la cronaca a Schio, dove un dentista non ha rispettato l'obbligo vaccinale, ha continuato a lavorare nonostante la sospensione e le Fiamme Gialle, la Guardia di Finanza, ha così sequestrato il suo studio. I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno sequestrato a Schio lo studio di un dentista già sospeso dall'ordine per non essersi vaccinato. Le Fiamme Gialle prima hanno eseguito indagini tramite l'ordine dei medici, verificando che c'era un accertamento in corso nei suoi confronti per non aver rispettato l'obbligo vaccinale, e poi hanno tenuto d'occhio lo studio registrando un andirivieni di pazienti. A quel punto è scattata la perquisizione, con il ritrovamento di prenotazioni per le visite durante i mesi di sospensione e sentendo 4 pazienti che hanno confermato di essere stati ricevuti nello studio per visite e interventi dentari. Sequestrata anche documentazione contabile che confermava almeno 34 tra visite e interventi dalla data di sospensione dall'albo dell'odontoiatra. L'uomo è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Vicenza per il reato di esercizio abusivo della professione in concorso con l'assistente alla poltrona. Quest'ultima è stata segnalata anche perché, come riferito da alcuni pazienti, ha eseguito interventi di igiene orale nonostante non fosse in possesso della qualifica richiesta. È il secondo intervento di questo tipo dei finanzieri vicentini nei confronti di operatori del settore medico che, nonostante le sospensioni per inadempimento dell'obbligo vaccinale, proseguono illegittimamente nelle proprie attività sanitarie. Attività, quelle della Guardia di Finanza, che proseguirà nelle prossime settimane su tutto il territorio provinciale. Guardia di Finanza impegnata anche nell'indagine che ha coinvolto 51 imprenditori trevigiani che hanno intascato oltre 1,5 milioni di aiuti statali. Ha beneficiato di un finanziamento garantito dallo Stato per 25.000 euro e subito dopo l'accredito ha utilizzato l'intera somma per effettuare scommesse su piattaforme di gioco online. È uno dei 51 imprenditori finiti nell'inchiesta della Guardia di Finanza che hanno ricevuto senza averne diritto oltre 1,5 milioni di euro sotto forma di prestiti garantiti o contributi a fondo perduto per far fronte all'emergenza economica a causa della pandemia. L'indagine estesa a diverse regioni italiane è arrivata anche in provincia di Treviso. Indagati 8 imprenditori di Castelfranco, 8 di Conegliano, 6 di Treviso e 5 di Villorba, operativi nel settore commerciale, alberghiero, ristorazione e manifatturiero. In molti casi sono stati scoperti a spendere le somme per finalità personali del tutto estranee a quelle per le quali gli aiuti statali sono stati concepiti. Automobili, orologi e costosi cellulari. Diversi denunciati poi hanno versato tramite bonifico somme a propri familiari per spese di abbigliamento e prodotti per la casa. I controlli a tappeto in provincia di Treviso hanno riguardato più di 80.000 soggetti. Platea che è stata analizzata tramite un incrocio delle diverse banche dati a disposizione della Guardia di Finanza, faceva emergere degli indicatori di allarme relativi a possibili irregolarità nella percezione degli aiuti. L'inizio del coronavirus ha portato bene, altri dicevano non so più dove andare ad aprire i conti correnti in giro per il mondo. Così parlavano al telefono gli imprenditori coinvolti nella maxi frode per 440 milioni di falsi crediti tra sisma bonus e bonus facciate illecitamente percepiti e scoperti dalla Guardia di Finanza. 35 le misure cautelari eseguite, 78 gli indagati in tutta Italia. In futuro gli speculatori senza scrupoli non avranno pace, promette il colonnello De Giacomo. Non pensino di farla franca, perché grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie, all'incrocio delle banche dati, a software di analisi avanzatissimi, noi siamo in grado di monitorare tutte le posizioni dei soggetti che hanno percepito fondi pubblici. Adesso parliamo di politica padovana, perché una lettera aperta ai cittadini e un video sui social lanciano ufficialmente la campagna elettorale di Francesco Peghin per diventare sindaco di Padova. È tempo di ripartire. Per questo ho deciso di candidarmi a sindaco della nostra città e parto da qui, dall'Arcella.
Parte dal quartiere dove è nato e dove ha la sede la sua azienda Francesco Peghin, che affida una lettera aperta ai padovani e a questo video lanciato sui social l'avvio della campagna elettorale per la conquista di Palazzo Moroni. Serve a Padova, serve adesso, scritto in fucsia sulle mascherine FFP2, lo slogan scelto per raccontare i motivi della sua discesa in campo. Una discesa civica per ora, anche se non dovrebbe mancare l'appoggio della coalizione di centrodestra, a partire, nonostante alcuni chiari mal di pancia, dalla Lega. Cammina nel quartiere Arcella, il più popoloso della città, Peghin, in maglioncino blu e Clark, e racconta il suo progetto per Padova. Serve ritrovare l'ambizione per diventare la capitale europea che ci meritiamo di essere, farlo nell'innovazione e nella sostenibilità. Serve un progetto per una città sicura, la chiediamo da decenni ed è ora di fare diventare Padova una città davvero sicura, garantendo protezione e cura ai suoi cittadini. Serve una città che mette i quartieri al centro, attenta alle necessità di cittadini e imprese. Papà sportivo e imprenditore, Peghin si rivolge soprattutto ai giovani così colpiti dalla pandemia, alle imprese, chiudendo con una metafora sportiva. Oggi inizia la maratona più bella, quella verso il futuro di Padova. Per questa edizione di Focus TG è tutto, vi abbiamo tenuto compagnia, soprattutto tenuto informati su tutte le notizie di stretta attualità. Per gli approfondimenti, per tutto il resto, l'appuntamento è con le nostre edizioni serali dedicate all'informazione. Non mi resta che augurarvi buon pomeriggio, buon pranzo per chi sta mangiando adesso e appuntamento a domani.